Noi abbiamo fatto questo lavoro come Veneto. Sui 2 miliardi e 7 ovviamente che ci sono già, c'è già tutta la programmazione. Per fare un esempio, le 135 case di comunità, quindi cambierà radicalmente la sanità del Veneto, la digitalizzazione, il tema della cyber security, la transizione ecologica, però sono solo 2 miliardi e 7, ce ne vorrebbero molti di più, altri 7 miliardi e 8. C'è il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza visto dal Veneto, al centro dell'incontro alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco a Venezia. Un dibattito su quali siano le strade da percorrere per il rilancio del Paese. Il Piano Nazionale Italiano prevede 191 miliardi, abbiamo aggiunto un piano complementare con altri 30 miliardi, dopodiché il Governo nel corso di quest'anno ha stanziato circa 100 altri miliardi per investimenti nei prossimi anni. Quindi nel complesso quest'anno sono stati stanziati circa 320 miliardi, quindi che si aggiungono a quelli già stanziati negli anni precedenti. Accanto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, prende la parola il Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. L'innovazione in tutti i settori, dal settore dell'impresa al settore della pubblica amministrazione, al settore dell'attività per i beni culturali. Di nuovo qui Venezia se la può, così come a Venezia, diciamo in città metropolitana, può giocarsela veramente tanto. Il Ministro Brunetta è fresco della nomina a Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Questo è il modello che, se mi permettete, mi piacerebbe che da questa occasione potrebbe essere anche regalato al resto dell'Italia, di un modello fondazionale pubblico-privato come quello di Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, ad attrarre risorse private. Inevitabile e urgente con l'invasione russa dell'Ucraina il tema energetico, rilanciato con una proposta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. L'ENI ha brevettato l'energia nucleare di fusione, cioè fondono il nucleo, non lo separano. Ci saranno degli impianti pilota che Eni sta pensando di fare negli Stati Uniti. Alla fine rischiamo l'Italia di avere le idee, di avere le persone, di avere l'intelligenza e dover comprare tecnologia da altri paesi.